A tutti, benvenuti da Veneto Strade. Invito sotto il gazebo il sindaco di Rosolina, che interverrà in rappresentanza anche dei comuni di Loreo e Chioggia, il presidente del Parco del Delta del Po, il presidente della provincia di Rovigo e la vicepresidente della regione, che è già qui sotto. In attesa... Sì. Faccio Cristiano, Laura. Cristiano e Laura, venite. E siamo in attesa che arrivi il presidente di Veneto Strade. Con oggi si dà inizio alla cerimonia di inaugurazione del primo lotto e prioritario della ciclovia di interesse nazionale Vento, Venezia-Torino, appunto il tratto da Lorea a Chioggia. Vento, un'idea progettuale sviluppata al Politecnico di Milano, quale studio di fattibilità cicloturistica più lunga d'Italia. Ogni regione ha individuato un lotto prioritario e la regione Veneto ha appunto individuato il tratto Loreo-Chioggia. Allora invito il sindaco dottor Michele Rossato di Rosolina Grossato di prendere la parola. Prego. Buongiorno a tutti, ovviamente vi do il benvenuto qui nel comune di Rosolina da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale. Un benvenuto particolare al nostro vicepresidente della regione Veneto e a tutti gli esponenti qui della regione, che ancora una volta con questa cerimonia semplice ma importantissima per il nostro territorio, per il territorio di tutto il Delta del Po, evidenzia l'occhio di riguardo che la regione Veneto stessa ha nei confronti dei nostri territori. Credo che sia un'opportunità unica quella che andiamo a fare quest'oggi, inaugurando questa tratta di ciclovia che è una delle più lunghe che abbiamo in Italia, ma come sapete stiamo sviluppando una rete di piste ciclabili su tutto il territorio del Delta del Po, saltando anche dei confini naturali che sono i fiumi, il Po di Levante, facendo i passi barca, ma mettendo in condizione che sempre di più il bike turismo e le persone che amano passeggiare all'aria aperta possano percorrere nell'interezza tutti i nostri bei comuni affacciati sul mare Adriatico. Perciò grazie veramente ancora una volta alla Regione, grazie a tutte le maestranze che si sono adoperate per arrivare al traguardo di questa giornata, e speriamo insomma che il nostro Parco del Delta del Po sia sempre più visitato dalle due ruote e che diventi un faro importante per il bike turismo a livello europeo. Perciò buon proseguimento e grazie ancora. Grazie sindaco. Allora è arrivato il presidente di Veneto Strade, l'ingegner Marco Taccini, che prende la parola. Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo, forse è un segnale che dovremmo usare più le ciclabili delle ferrovie, forse. Spero di no. Ha fatto la Romea. Esatto. Ringrazio tutti i presenti e ringrazio tutte le amministrazioni locali che hanno permesso di fare questo intervento e di aiutarci a noi che ovviamente facciamo progettazione e poi dobbiamo seguire i lavori. Ovviamente non posso che ringraziare il Ministero delle Infrastrutture che ha messo gran parte delle risorse e non ultimo la Regione Veneto, in particolare la Vicepresidente che si è spesa e si spende sempre per questo tipo di opere che sono fondamentali. Quindi oggi noi andiamo a inaugurare un primo tratto di ciclabile, una ciclabile che ha un interesse nazionale che indubbiamente poi proseguirà in altri lotti e speriamo di poterli concludere e di poter collegare così le quattro regioni. Lo sviluppo della ciclabile che oggi andiamo a inaugurare è di poco meno di 15 km, quindi comunque è un bel percorso e speriamo che questo porti anche molto turismo lento, turismo quindi che apprezza in particolare le bellezze naturalistiche che qui sono ben rappresentate. Non aggiungo altro così non faccio perdere tempo agli altri nostri ospiti. Grazie ancora a tutti, grazie. Grazie Presidente, la parola al Presidente del Parco Delta del Po, dottor Moreno Gasparini. Senza dottore, non sono dottore. Buongiorno a tutti, io credo... No, si offendono fra dottori e ingegneri.
Io devo ringraziare, mi accodo un po' a quello che ha detto Michele, devo ringraziare la Regione e nella persona del vicepresidente, la dottoressa De Berti. Perché? Perché credere in un territorio, credere in un progetto, credere anche con lungimiranza in quello che può essere il futuro di un territorio, soprattutto su quello che sono le sue vocazioni. L'abbiamo detto diverse volte, l'abbiamo detto tante volte, perché dobbiamo anche creare la nostra consapevolezza di questo territorio. Detto questo, una volta che si mette in piedi un altro tassello importante, che sono 15 km di piste ciclabili, che mettiamo i nostri turisti in bicicletta. Cosa bisogna fare dopo? L'abbiamo già detto tempo fa: manutenzioni, mettersi d'accordo chi fa che cosa, ma soprattutto infrastrutturarci noi, perché una volta fate brava, perché fare le infrastrutture e lasciarle là è senz'altro un nostro bel biglietto da visita, perché creiamo le condizioni che qualcuno dall'estero non solo venga a trovarci, ma dobbiamo noi territorio infrastrutturarci per dare dei servizi, se vogliamo fare il salto di qualità. Questo secondo me è la chiave di lettura del futuro. Complimenti ancora a tutti, a chi ha lavorato, a chi ha messo in piedi questa cosa, e avanti tutta così per questo bel Delta del Po. Grazie. Grazie. Presidente della provincia di Rovigo, avvocato Enrico Ferrarese. Grazie, buongiorno a tutti. Ancora una volta ci troviamo e ancora una volta devo ringraziare la Regione, ma devo ringraziare la Vicepresidente De Berti, perché, come è già stato detto, continua a manifestarci il suo interesse per il nostro territorio. Credo che non ci sia nulla di scontato, credo che invece ci sia e si veda l'impegno sul nostro territorio da parte della Regione. Come provincia ovviamente porto il saluto che è mio personale, ma è di tutta la provincia di Rovigo, non solo ente provincia di Rovigo, ma di tutta la comunità della provincia di Rovigo con i suoi amministratori, che oggi condividono questo sentimento di gioia e di festa con questa parte di Polesine, che per noi è certamente un fiore all'occhiello. E quindi credo di poter dire a nome di tutti, anche delle zone del Polesine più lontane da qui, che questo, come detto, sia e possa essere davvero un bellissimo biglietto da visita. Come provincia certamente siamo assolutamente interessati a tutto ciò che riguarda il nostro territorio, ma in particolare questi percorsi, la ciclabilità, la possibilità di fruire del nostro territorio in maniera così sostenibile, e perché crediamo che questa sia la porta anche principale per il nostro concetto di sviluppo. E quindi mi unisco alle parole del Presidente del Parco, con il quale c'è un'interazione, un'unità di intenti assoluta, proprio nel vedere in queste iniziative quelle che sono le iniziative più importanti per il rilancio del nostro territorio. E così ringrazio anche Veneto Strade e il suo Presidente, ma anche i nostri assessore regionale Corastari e consigliere regionale Cestari, perché anche loro condividono questa visione, così come la condividono i sindaci e ovviamente, come Moreno già salutato come Presidente del Parco, ma anche Michele, sindaco di Rosolina. Credo che da questo punto di vista la provincia abbia dimostrato e voglia continuare a dimostrare, questo lo dico in particolare alla Vicepresidente, ma lo sa quanto noi ci teniamo ai percorsi, alla ciclabilità, al concetto di mettere in mostra il nostro territorio anche dal punto di vista turistico. Lo abbiamo fatto fin dai primi momenti in cui sono stato Presidente, nel cercare di fare in modo che quell'interazione tra gli enti locali, in particolare i comuni per il tramite della provincia, per fare in modo che l'interazione fosse vera, effettiva, quella che ci ha portato a a mettere tutte le informazioni relative al piano regionale, che così può avvalersi delle informazioni e di tutto quello che c'è sul nostro territorio. Lo abbiamo fatto con i comuni, la ciclabilità e i percorsi che ci sono sui nostri comuni, e così lo abbiamo fatto come rete provinciale per metterlo a disposizione della Regione, e la Regione ci sta mostrando come anche a livello nazionale e internazionale sta calando tutta la serie di queste informazioni, di ciò che di bello abbiamo sul nostro territorio, per portarci ancora più in là. Ed ecco perché oggi sono qui in particolar modo a manifestare a lei, alla Regione e a tutti voi il senso di immensa gratitudine che abbiamo nel vedere quanto ancora si intende investire sul nostro territorio. Quindi grazie davvero, grazie di cuore da parte di tutto il Polesine.
Grazie Presidente, la parola alla Vicepresidente, Avvocato Elisa De Berti. Allora, grazie mille a tutti. Io chiederei a Corrado di venire qua. Dai Corrado, so che vi ho sconvolto la scaletta, ma insomma, siccome la FIAB in questi anni mi è sempre stata al fianco, vieni qua, amico, non te smorsego. Mi è sempre stata a fianco, mi ha sempre supportata, stimolata, stigata, ciamela come volì. Però insomma ho sempre avuto veramente un confronto costruttivo in questi 10 anni con la FIAB e mi ha aiutato a far cambiare il passo alla Regione Veneto e insomma riconosco a voi e al vostro contributo insomma il fatto che anche voi avete un grosso merito per i risultati che portiamo a casa. Io volevo far cedere un attimo la parola a Corrado per un intervento. Lui è il presidente della FIAB Verona, non so se è il vicepresidente regionale, insomma comunque l'è sempre in mezzo, ok, fa parte del coordinamento e comunque quando si parla di ciclabilità Corrado c'è sempre e ci tenevo a fargli fare una parola. Ti ringrazio Elisa. Io ricordo Elisa all'inizio del suo mandato da assessore, ecco, nel primo giro, che era venuta a un convegno nostro in cui si parlava tra l'altro di promuovere la ciclabilità a livello regionale, no? Era un po' spaesata perché effettivamente l'ambito era cambiato rapidamente, no? E si trovava a dover lavorare in un ambiente molto, molto più grande di quello di un comune dove era abituato prima. Ecco, però si vedeva un piglio particolare, si vedeva una volontà di capire le cose. Adesso devo essere molto, molto sincero anche dal punto di vista proprio emotivo. Ecco. E una frase mi ha colpito tua, Elisa, diceva io non capisco granché, ma sono qua per imparare. Questo ha detto, ecco, si parla penso 2015, 2016, 2015. Ecco. Devo dire che ha imparato bene, ha imparato molto bene perché a queste parole sono seguite dei fatti molto concreti, Elisa, e ha dato un impulso fortissimo alla mobilità ciclistica regionale e con interventi e con finanziamenti di grande livello, ecco, per cui veramente io ti ringrazio e non smetteremo mai di ringraziarti. E aggiungo, se posso, anche un rilievo sulla giornata di oggi, ecco, è una delle inaugurazioni dei percorsi appunto che si sono succeduti e ci fa molto piacere. Il problema ancora da mettere a posto è quello di passare al di là dell'Adige, ecco, perché i lavori fatti oggi arrivano sulla sponda sud e ripartono dalla sponda nord. Ecco, purtroppo il tratto di attraversamento non dipende da Veneto Strade, non dipende dalla regione ma da un altro ente, pertanto il nostro auspicio è che i lavori proseguono anche per poter finalmente collegare ed arrivare anche dalla parte di là. Ecco. Io vi ringrazio, ecco, l'ultima parola la dedico a Veneto Strade. Ecco, io ogni volta che vado fuori regione, che mi confronto con i miei analoghi delle altre regioni, raccolgo sempre un sospiro, una considerazione. Ecco, voi avete Veneto Strade, ecco, noi purtroppo la cosa non è ancora concretizzata. Ecco, devo dire veramente che Veneto Strade è un esempio luminoso di lavoro, come dire, fatto come si deve, ecco, e quello che sta accadendo è notevolmente merito loro. Grazie. Grazie Corrado, grazie mille. Sì, allora io ringrazio per la presenza anche l'ingegner Delia e l'architetto Malengo della mia struttura, e devo dire che l'intuizione di affidare a Veneto Strade l'incarico di progettare e realizzare tutte le infrastrutture ciclabili, perché ci siamo trovati ad un certo punto che tra Treviso e Ostiglia, tra ciclovie di interesse nazionale e altri protocolli che i comuni chiedevano di fare, la situazione si stava facendo complicata, soprattutto se ogni comune avesse fatto la stazione appaltante per un pezzo, rischiavamo di vedere dei bei coriandoli tutti diversi tra di loro. Ringrazio l'ingegner Delia perché l'intuizione quando si discusse di questa questione disse proviamo a ragionare su Veneto Strade. Abbiamo ragionato con Veneto Strade e veramente adesso io faccio sempre la battuta e dico sempre siccome skate per far strade non che no, che i 4 skate che go fo le piste ciclabili, ok? Però effettivamente
ringrazio l'ingegner Taccini, ma ringrazio l'ingegner Taccini per ringraziare tutta la squadra di Veneto Strade, che io considero una seconda famiglia, ma lo sanno, insomma, sono cresciuta con loro e con i dirigenti regionali. Poi volevo dirvi un'altra cosa: oggi è successo un miracolo, perché quando io, scusi Don, no, c'è un miracolo di quei terreni, ok? Perché? Perché quando io ho cominciato a fare le inaugurazioni nel territorio rodigino, adesso oggi abbiamo cominciato un po' dopo perché per colpa delle ferrovie, ok? Però solitamente cominciavamo tardi perché i due signori qui alla mia destra, quindi il presidente della provincia e l'assessore Corrazzari, non gara verso di farli arrivare in orario, ok? Allora ho cominciato ad un certo punto che ho detto: se l'inaugurazione è alle 10, perché loro a 5 minuti alle 10 ti chiamavano che arrivavano alle 10:30, con Raika abbiamo cominciato a fare l'inaugurazione e ho cominciato a dire: scusate, è alle 10, si fa alle 10, cioè basta, cioè se arrivano l'inaugurazione è fatta, pazienza, la prossima volta arrivano in anticipo, arrivano in orario. Non sbaglia più un colpo, Corazzari addirittura arriva in anticipo, quindi donna, ma veramente, perché serve educazione. Allora, come educare i fioi, no? Allora serve educazione. Loro sono stati due bravi bambini, perché prima il presidente era in ritardo di 6 minuti, ok? E ha chiamato Raika e ha detto: scusami, con la vicepresidente, ma arrivo 6 minuti in ritardo, 6 minuti, ok? Cioè una volta, quindi di questo veramente vi ringrazio, perché abbiamo fatto un mezzo miracolo. Poi, riallacciandomi alle parole del presidente del parco e del sindaco, io l'ultima volta che sono venuta qui ad avviare i lavori mi ricordo che una membro della FIAB è venuta da me, una signora, e mi ha detto: noi siamo una zona depressa, dovete pensare a noi. E mi ho detto: fatti chiari, amicizia lunga. Siccome io vengo dalla bassa veronese, che io ho abolito la parola bassa ed è diventata pianura veronese, ok? Allora, noi tutti, compresi voi, dobbiamo smetterla di dire che abitiamo in una zona depressa, perché se già noi, quando ci presentiamo dicendo abito in una zona sfigà o in una zona depressa, cioè ci guardano già male, perché già il nostro valore viene sminuito. Figuratevi che la settimana scorsa per il treno del mare, sindaco di Bovolone, perché adesso che è la battaglia delle fermate con i sindaci per il treno del mare, ma va bene, mi dice: già abitiamo in un territorio depresso. Territorio depresso te che abiteresti. Mi non abito in un territorio depresso. Allora, anche l'atteggiamento deve essere assolutamente positivo. Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi del territorio in cui viviamo. Il Delta del Po ha tantissimo da dire, sicuramente più della zona dove abito io, ok? Siate orgogliosi di questo territorio. Sicuramente la ciclabilità per voi è un'occasione straordinaria per promuovere un territorio che è straordinario, perché uno che non è mai venuto nel Delta del Po, bisogna dirgli vacci e poi mi chiami e mi dici che cosa, perché qua ragazzi c'è tranquillità, c'è serenità, c'è natura, c'è veramente salute, tutto quello che volete. Guardate, quindi dopo dovete mangiare, si deve mangiare bene, si deve dormire bene, si deve bere bene anche, però moderatamente, ok? Perché sennò codice della strada, ok? Però veramente dovete essere orgogliosi, perché io, per dire, cioè adesso Lago de Gardano, il GA ha bisogno di essere promosso, ma a me non arriva a abitare che neanche se me ne regala la casa, caos, stress, code, e di cosa stiamo lì a parlare? Non esiste. Questi sono i territori che devono essere valorizzati. Con i sindaci effettivamente in questi anni abbiamo portato avanti tante progettualità, perché le piste ciclabili piuttosto che i passi barca ci dobbiamo credere. Dopo è ovvio che non posso io venire a farvi le proposte, ma siete voi che dovete proporre. Però abbiamo lavorato veramente bene. Sapete che questa è uno dei lotti dell'Avento e faremo un'altra inaugurazione dell'Avento che vi dico già, siccome 2 anni fa
vi ricordate che abbiamo fatto praticamente 2 mesi che erano tutti avvii dei lavori, che continuavo a dire dopo saranno tutte inaugurazioni, no? Dopo passeremo tutti per taglianastri, ma va bene, insomma ci sta anche il momento di festa. Quindi la prossima volta che inaugureremo verrà il Presidente e inaugureremo con il Presidente. Quindi questa volta ci sono io, ma la prossima volta sono già d'accordo con il Presidente che verrà lui. 2 delle ciclovie, delle 5 ciclovie di interesse nazionale interessano il delta del parco del Delta del Po, l'Adriatica e l'Avento, quindi veramente insomma dobbiamo finirle, dobbiamo integrarle, dobbiamo potenziarle, però sicuramente la via è tracciata. Cioè voi alla fine, ragazzi, turismo, ciclabilità, mobilità sostenibile, intermodalità, avete percorsi d'acqua straordinari, quindi anche acqua, bici eccetera, può essere molto destagionalizzazione, ma sembra uno scioglilingua, assolutamente importante, quindi per me è un piacere e un onore. Vi dico che a Rovigo, lo dirò sempre, siete la più grande soddisfazione, perché quando facciamo le inaugurazioni si sente proprio il fatto che voi siete contenti, ok? Perché io sono andata in territori ad inaugurare dove invece di essere contenti di quel che avevamo fatto, mi hanno fatto l'elenco della spesa di quel che mancava, e devo dire che qui a Rovigo magari ne avreste anche titolo di fare l'elenco della spesa di quello che manca, ma non l'avete mai fatto, a differenza di tanti altri territori, e questo ve lo riconosco veramente in pieno. Per quello ci tengo al territorio, e mi raccomando, questo territorio è meraviglioso, punto.